Allora, dottore, anche lei qui Sì. al confine tra la Polonia e l'Ucraina, perché è venuto qui e che cosa avete fatto di buono questa mattina? Ma io sono venuto su richiesta di un ente privato, un poliambulatorio specialistico di San Zeno degli Ezzelini, Kairas, che mi hanno chiesto, vista la mia esperienza, di venire a portare qui dei medicinali e un sacco di materiali di qualsiasi tipo, dai vestiti alle coperte per il riscaldamento. Questa mattina, io sono arrivato questa notte all'una qui e questa mattina sono arrivati 2 furgoni dall'Italia. Abbiamo scaricato tutti per primi i medicinali, compresi quelli più importanti, diciamo, catalogati e assegnati a dei camion ucraini che andranno verso Kiev per portarli oggi in giornata. Già nel pomeriggio vanno portati i luoghi di guerra, insomma. Ecco, lei ha esperienza, una grande esperienza in luoghi di, diciamo, operazioni in luoghi critici. Che cosa ne pensa di questa situazione e come pensa che debbano muoversi anche gli aiuti che arrivano magari anche dai nostri territori? Ecco, allora, dalla mia esperienza, vabbè, cosa ne penso? Che è una situazione assurda, credo che lo pensiamo tutti, non riesco a capirla. Quello che invece devo raccomandare è che, come sempre, anche nei terremoti, nelle alluvioni, c'è una prima fase di slancio che porta un sacco di gente a portare di tutto e poi ci si dimentica e spesso questa roba va anche deteriorata, in particolare i farmaci scadono, non vengono usati correttamente. Quindi direi che è il momento già dopo 8 giorni di guerra di cominciare a coordinare le cose, coordinarci tra vari enti e di raccogliere le cose in modo catalogato bene e soprattutto vorrei raccomandare alla gente quando ci portano medicine o vestiti di portarci medicine non scadute, non confezioni campione che sono quasi vuote o già consumate in parte dall'utente e quando portano i vestiti di portare vestiti dignitosi perché la gente che sta soffrendo in questo momento è gente che ha la nostra dignità, identica a noi. Insomma. Quindi... Ecco, come ultima domanda le chiedo, il nostro territorio come ha reagito alla richiesta di aiuti? Mi riferisco in particolare alle Pedemontana Veneta. Concedetemi il termine molto esplosivo. Io conosco la nostra gente perché da anni mi sostengono nei miei interventi in Angola, in Africa, in più punti dell'Africa o anche qui localmente. Veramente tantissima roba. File di macchine che consegnavano 2 giorni fa farmaci, vestiti, coperte. Ma credo che sia tipico della nostra mentalità, c'eravamo anche noi in macchina ieri venendo qua. Siamo fatti così, proprio generosi verso chi sta male, però bisogna farlo con considerazione, in modo attento.